Nel variegato mondo della cooperazione, le banche di credito cooperativo sono un tassello importantissimo per l'accesso al credito e al credito bancario in particolare. Le banche di credito cooperativo sono sempre state banche di territorio e della comunità e hanno sempre rappresentato un punto di riferimento nella possibilità di sviluppare le piccole e medie imprese oltre che le cooperative presenti proprio nella comunità. La Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo associa 9 BCC tutte appartenenti al gruppo bancario ICREA. I soci delle nostre banche sono oltre 130.000, mentre i dipendenti sono 2.752. Siamo presenti nel territorio con 376 sportelli che rappresentano il 18,7% di tutti gli sportelli bancari presenti nella nostra regione. Siamo vicini alle nostre comunità, tant'è che in 86 comuni del Veneto siamo l'unica presenza bancaria. La peculiarità delle banche di credito cooperativo è essere proprio vicine a quelle imprese che fanno della propria esperienza, della propria professionalità, della propria anche attaccamento al territorio e alla comunità il loro punto di riferimento. Il 72% del risparmio raccolto, che ammonta a circa 17 miliardi di euro, diventa credito per l'economia reale e per le famiglie. Le banche di credito cooperativo erogano il 95% del risparmio raccolto, parliamo di 11 miliardi di euro, alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle associazioni presenti nei loro territori di riferimento. Quindi tutta la ricchezza che viene raccolta nei nostri territori viene riversata nel territorio stesso. Non solo si occupano di facilitare l'accesso al credito e quindi sostenere lo sviluppo dell'impresa, ma anche si preoccupano della salute della propria comunità, nel senso che attraverso le mutue che vengono sviluppate all'interno delle banche di credito cooperativo sono di supporto ai soci della banca, ma anche ai soci che sono presenti all'interno delle cooperative, sviluppando e favorendo l'accesso e il ristoro ai servizi sanitari. La mutualità per le nostre banche è molto importante e non si esplica solo nei riguardi dei soci e delle comunità di riferimento, ma anche in progetti a carattere internazionale. Il credito cooperativo ha realizzato 2 iniziative molto importanti di mutualità in territori come il Togo e l'Ecuador, dove abbiamo finanziato e continuiamo a finanziare delle piccole banche locali che a loro volta sostengono la microimprenditorialità e i campesinos.